Mentre Geremia predicava a Gerusalemme, nel gruppo dei deportati in Babilonia operava un altro profeta di nome Ezechiele. Ezechiele era un sacerdote del Tempio di Gerusalemme e venne deportato in Babilonia nella prima deportazione del 597 e si trovò a vivere tutto il resto della sua esistenza sui fiumi di Babilonia, nella condizione dell'esule. Il gruppo dell'aristocrazia di corte di Gerusalemme era stato deportato da Nabucodonosor e messo a vivere in una zona periferica della grande città di Babilonia. Quando compì 30 anni, Ezechiele avrebbe dovuto iniziare il ministero sacerdotale nel Tempio di Gerusalemme, che però si trovava a migliaia di chilometri di distanza, e il giovane Ezechiele era irrimediabilmente lontano e perduto. Mentre si trovava sul canale Chebar, uno dei tanti canali di Babilonia, in un atteggiamento sicuramente di depressione, di demoralizzazione, il giovane Ezechiele ebbe una visione. Vide nel temporale che veniva dal nord il carro stesso di Dio. Vide la Merkavah, il carro della gloria divina, e con un linguaggio barocco e ridondante lo descrive all'inizio del suo libro. Trainato da strane figure, dalla forma di uomo, di vitello, di leone, di aquila, con ruote alate, piene di occhi, il carro della gloria presentava il Signore in persona. Lo stupore del profeta è dovuto al fatto che il Signore abita in Gerusalemme, abita nel Tempio di Gerusalemme. Come è possibile che un esule su un canale di Babilonia veda il Signore della gloria che è nel Tempio di Gerusalemme? Questa esperienza segnò la sua esistenza. Il giovane Ezechiele scoprì che il Signore era anche fuori di Gerusalemme. A noi sembra un'idea così semplice e scontata, ma per gli antichi non lo era. Soprattutto per un sacerdote israelita era fortissima la convinzione della presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme. E invece scopre che il Signore abita dove abita il suo popolo. E lì, in quel piccolo resto di esuli, anche se molto lontani dal monte Sion di Gerusalemme, il Signore è presente. Ed Ezechiele viene costituito suo profeta, rappresentante e portavoce di Dio nell'esilio. Geremia, profeta di Dio in Gerusalemme. Ezechiele, profeta di Dio in Babilonia. Negli ultimi 10 anni della vicenda del regno di Giuda, a migliaia di chilometri di distanza, senza contatti fra di loro, Geremia ed Ezechiele dicono la stessa cosa. Gerusalemme sarà distrutta. Mettetevi il cuore in pace, Gerusalemme deve essere distrutta, perché il popolo
e soprattutto la classe dominante ha raggiunto il limite massimo di sopportazione nella violazione dell'alleanza. Ezechiele è un profeta visionario, racconta molte visioni, ha addirittura delle possibilità di vedere quello che capita a Gerusalemme mentre si trova in Babilonia, di vedere il Tempio dal di dentro e vederlo corrotto, pieno di gesti idolatrici. Ezechiele è, come Geremia, un profeta dell'alleanza che annuncia la necessità di ascoltare i comandamenti del Signore e di metterli in pratica. Quando arriva il culmine della situazione, senza sapere che cosa sta succedendo a Gerusalemme, nella vita di Ezechiele capita una disgrazia. Gli muore improvvisamente la moglie. Il profeta resta vedovo e il trauma di questo dolore familiare lo fa diventare muto, perde la voce. Diventa una situazione esemplare, serve come messaggio significativo. Il profeta tace, ammutolisce. Il profeta diventa un tipo di Dio, cioè incarna nella sua esistenza concreta una situazione che richiama la situazione di Dio. In quel momento, infatti, anche Gerusalemme stava cadendo. Gerusalemme sposa del Signore. Come Ezechiele, metaforicamente, anche Dio resta vedovo. Perde la luce dei suoi occhi, il gioiello di Gerusalemme, la sua sposa amata. Qualche mese dopo, quando da Gerusalemme arriva la notizia tragica della fine della città e del crollo definitivo di tutto, Ezechiele ha un altro trauma, ma contrario. Lo shock per la notizia gli restituisce la voce. Il muto riprende a parlare e da questo momento inizia una seconda fase della sua predicazione, opposta alla prima. Quando Gerusalemme resisteva e tutti sognavano il successo, Ezechiele aveva detto: Gerusalemme sarà distrutta, Gerusalemme deve essere distrutta. Quando poi Gerusalemme fu davvero distrutta e tutti erano demoralizzati e abbattuti, Ezechiele comincia a dire: Gerusalemme sarà ricostruita. Coraggio, abbiate speranza. Il Signore non abbandona il suo popolo e ricostruisce Gerusalemme. La seconda parte del libro di Ezechiele, dopo gli oracoli di rimprovero e di punizione, comprende una lunga serie di oracoli di ricostruzione e di promesse. E questa seconda parte del profeta Ezechiele che ci interessa particolarmente come annuncio di prospettive nuove. Nel capitolo 34 Ezechiele
compone un lungo poema contro i pastori, cioè parla dei capi, delle autorità di Gerusalemme. Sono stati la rovina del popolo. Il Signore entra in polemica contro i pastori che hanno disperso le pecore, le hanno sfruttate, ma non le hanno curate, e il gregge è stato sparpagliato sui monti. Attraverso il profeta il Signore annuncia: io stesso cercherò le mie pecore disperse, io sarò il pastore del mio popolo Israele, io ricostituirò il gregge e salverò tutte le sbandate. È un oracolo importante che sottolinea il ruolo di pastore svolto da Dio stesso. Quando Gesù si presenta come il buon pastore, quando dice di essere venuto a cercare la pecora smarrita, fa riferimento anche e soprattutto a questo testo di Ezechiele. E presentandosi come pastore, avanza la pretesa di essere Lui, Dio in persona, venuto a ricercare il suo popolo e a ricostruire il gregge sbandato. Così al capitolo 36 Ezechiele annuncia la nuova alleanza. Sullo stesso motivo di Geremia, anche il profeta dell'esilio prospetta un nuovo intervento di Dio per una nuova alleanza. Geremia aveva annunciato che la nuova alleanza sarebbe stata scritta nel cuore. Ezechiele dice ancora di più: verrà dato un cuore nuovo. Sono splendide queste parole che Ezechiele riporta a nome di Dio, perché un profeta è il portavoce di Dio. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Non solo vi radunerò da tutte le genti nelle quali eravate stati dispersi, non solo vi condurrò sul vostro suolo, quello che poi effettivamente capitò qualche anno dopo, ma soprattutto vi purificherò da tutte le vostre sozzure. Non una purificazione superficiale ed esterna, ma un rinnovamento profondo e interiore. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il cuore di pietra è la testa dura, è l'ostinazione, la prepotenza dell'uomo che ha la dura cervice, che ha una testa di marmo, che non capisce, non accoglie, non apprezza, non ascolta. Il Signore promette di cambiare il cuore dell'uomo, di cambiare lo spirito dell'uomo, cioè la mentalità. La salvezza non è qualche cosa di esterno ed estraneo, ma è l'intervento in profondità della trasformazione dell'uomo. Vi darò uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Questa è la formula dell'alleanza, della relazione amorosa fra Dio e il suo popolo. È l'annuncio della nuova ed eterna alleanza. È lo spirito che dal di dentro rende il popolo capace di vivere quello che il Signore ha annunciato. Non una legge esterna, ma una trasformazione interna del cuore. È proprio ciò che compie Gesù Cristo nella nuova alleanza. Non cambiando le leggi, ma cambiando il cuore, rendendo cioè la persona capace di vivere come a Dio piace. Negli ultimi capitoli il profeta Ezechiele sogna una nuova Gerusalemme, descrive il nuovo Tempio e con tante immagini simboliche annuncia questa novità grandiosa che sarà caratterizzata dalla ricostruzione del popolo. Ezechiele non tornò a Gerusalemme, morì in esilio e sognò soltanto questa novità. Ma i suoi discepoli raccolsero il suo insegnamento, elaborarono il libro della sua tradizione e lo trasmisero alle nuove generazioni. Quando rientrarono a Gerusalemme, nacquero nuove occasioni di conservazione degli antichi testi. E così nel V, nel IV secolo, a Gerusalemme, dopo l'esilio, gli scribi raccolsero le antiche tradizioni e venne elaborato il libro di Isaia, poi il libro di Geremia e il libro di Ezechiele. E le varie tradizioni profetiche che si erano sviluppate nei secoli precedenti trovarono una omogenea raccolta in questa epoca tardiva, dove nacque la letteratura biblica. E solo molto più tardi, nel II secolo, durante la rivolta dei Maccabei, venne scritto il libro di Daniele, che viene considerato il quarto grande profeta, ma in realtà non è un libro profetico come gli altri. Daniele non è un personaggio storico come Isaia, Geremia ed Ezechiele, ma è un personaggio letterario. È la figura simbolica di un sapiente. E quando a Gerusalemme, verso il 165, gli ebrei osservanti erano perseguitati dai greci, qualcuno raccolse delle antiche tradizioni, raccontò degli aneddoti, mise per iscritto delle visioni apocalittiche, attribuendole a un personaggio di fantasia, Daniele appunto, vissuto in Babilonia durante la deportazione. Però il Daniele di cui si parla non era realmente presente con Ezechiele in Babilonia. Allora è importante distinguere.
Ezechiele è un uomo storico in carne e ossa che ha vissuto, pensato, scritto durante l'esilio in Babilonia. Daniele invece è un personaggio letterario e intorno al 165 un autore ispirato ha creato questo libro di insegnamenti apocalittici per incoraggiare il gruppo fedele a resistere, a non cedere alle imposizioni della cultura ellenistica. Uno dei passi fondamentali del libro di Daniele è la visione del figlio dell'uomo. L'autore immagina di sognare 4 bestie, una più brutta dell'altra, che escono dal mare. 4 bestie che rappresentano 4 imperi, quelli appunto che avevano dominato su Israele fino ad allora. Partendo dai babilonesi, vengono considerati i Medi, i Persiani e infine i Greci. Dato che sono quelli di attualità, i Greci sono considerati i peggiori di tutti. 4 bestie che rappresentano i 4 imperi mondiali. Ma a quel punto compare un altro personaggio. Di fronte alle bestie compare uno simile a figlio d'uomo, che viene sulle nubi del cielo, viene presentato all'Antico di giorni, il Padre Eterno diremmo noi, seduto sul trono. E l'Antico di giorni diede al figlio dell'uomo il potere, l'onore, la gloria e il regno, in modo tale che costituisca un regno universale. C'è l'attesa di un figlio d'uomo, che non significa semplicemente uomo, ma significa essere divino, personaggio celeste che viene sulle nubi del cielo, chiamato figlio dell'uomo in contrapposizione alle bestie. È il potere dal volto umano, è l'aspetto umano del potere a cui Dio concede l'autorità. Gesù attribuì a sé spesso e volentieri il titolo di figlio dell'uomo, riprendendo questo titolo proprio dal libro di Daniele, per qualificare se stesso come un essere divino, un personaggio celeste, colui che viene dal mondo di Dio e da Dio ha avuto il potere eterno. Gesù realizza in sé questa figura gloriosa del figlio dell'uomo e nello stesso tempo la figura sofferente del servo e di Geremia. Egli è l'Emmanuele annunciato da Isaia. Egli è colui che crea il cuore nuovo e purifica il popolo dai suoi peccati e dona lo Spirito, come ha detto Ezechiele. Comprendiamo bene che l'antica ricca tradizione profetica in Gesù Cristo è diventata realtà.